Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino. Benvenuto sindaco. Buon pomeriggio. Oggi c'è stata la riunione del Consiglio Comunale e avete discusso di piano regolatore generale con le linee di indirizzo. A che punto siamo, sindaco? È un fatto molto importante, forse con un eccesso di enfasi è stato definito storico, ma certamente abbiamo adempiuto a uno degli impegni che avevamo assunto all'inizio del mandato, cioè di accelerare la definizione di queste linee guida. Adesso comincia la fase di interlocuzione con la città, e intendo dire tanto con le associazioni quanto con il Consiglio Comunale, per poi giungere al documento preliminare che si dovrà approvare in giunta. Noi confidiamo nell'arco di 8-9 mesi. Quello a quel punto avrà una sua efficacia già nella diramazione del governo della città, nella pianificazione urbanistica, perché a quel punto, in attesa poi dell'approvazione del piano urbanistico generale definitivo, in ogni caso costituisce già uno strumento di programmazione che deve essere eseguito nello sviluppo della città. E che Catania non ha da tanto tempo. Nel 1964 fu approvato il piano vicinato. Però, quindi, o meglio, fu approvato nel 69 ma fu scritto nel 64, e quindi siamo indietro di qualche decina d'anni, e questo naturalmente ha comportato tanti di quei problemi che oggi noi vediamo quando parliamo di dissesto idrogeologico. Però non parliamo del passato, cerchiamo adesso non possiamo aggiustare quel che è stato fatto, ma comunque in ogni caso possiamo indicare la strada che dobbiamo seguire per uno sviluppo del territorio che sia coerente con le esigenze tanto di sviluppo sociale, quanto di inclusione, quanto di sostenibilità ambientale, quanto nello stesso tempo di riordino generale. bene, parliamo anche del piano di assunzioni del Comune. Ne abbiamo già accennato nelle volte precedenti. 128 posti a tempo indeterminato sono concorsi per 80 vigili già in fase di espletamento, mi corregga se sbaglio, il resto tra funzionari, ingegneri, geometri e ragionieri, e poi entro novembre è previsto il bando per l'assunzione di altri 100 vigili. È così? Ha sintetizzato benissimo, e questo è l'elemento di dirompente novità. Ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. Noi paghiamo lo scotto di una serie di rallentamenti del passato determinati non da cattiva volontà dei nostri predecessori, quanto dal fatto che vi fosse poco personale. Adesso abbiamo deciso di invertire la rotta, e quindi, risparmiando su altri costi, stiamo invece investendo sul turnover, quello che è mancato dal 1990, direttore. È dal 1990 Caspita. che non si fanno assunzioni, quindi questo è il motivo per cui siamo passati da 8.000 dipendenti a 1.200. Naturalmente questo tiene conto anche di un'esigenza mirata in alcuni uffici, quelli soprattutto che possono produrre un miglioramento di servizi. Tantissimi cittadini si lamentano di non riuscire ad avere un appuntamento per la Tari, e hanno ragione, perché abbiamo pochissimi tecnici di ragioneria, ma questo ci permetterebbe di incamerare maggiori somme. La stessa cosa per esempio alle attività produttive, all'urbanistica. Noi non stiamo dando delle risposte adeguate alle esigenze dei cittadini. Se poi parliamo di sicurezza sul territorio, di controllo della viabilità o della regolarità degli esercizi commerciali, o parliamo ancora del controllo ambientale, è chiaro che con 200 vigili urbani tutto questo cambierà. Le cose miglioreranno, non c'è dubbio. Ieri avete fatto una riunione per il piano delle grandi opere pubbliche. Anche questo è importante, un po' una novità, perché si è discusso naturalmente del dissesto idrogeologico, e per questo ha partecipato anche l'Università di Catania, vero? Assolutamente, così come ci eravamo impegnati a fare dopo la scorsa pioggia, lo scorso evento meteorico. Ci siamo riuniti, 4 docenti universitari hanno prestato la loro collaborazione, ancora una volta li ringrazio, per cercare di comprendere quali devono essere i percorsi per contenere i problemi che abbiamo vissuto, ammesso che li possiamo contenere, oltre che per immaginare cicli di adattamento rispetto a questi eventi che saranno sempre più frequenti. Dico subito che, contrariamente a quel che qualcuno in questo periodo va scrivendo in giro, non si parla assolutamente di interventi di una decina di milioni. Stiamo parlando che per trovare una soluzione definitiva ci vorrebbero centinaia e centinaia e centinaia di milioni, quindi è impensabile.
rispetto a eventi meteorici, soprattutto dobbiamo dire, che si verificano una volta l'anno, speriamo non più di una volta l'anno, e che comunque per nostra fortuna, così come si verificano, improvvisamente si risolvono, cioè fatalmente si risolvono. Questo non significa che dobbiamo stare con le braccia conserte. Questo, dunque, Sindaco, non sono 10 milioni, ma quanto sono? Sarebbero centinaia e centinaia di milioni. Penso che arriveremo forse facilmente al miliardo di euro. Quindi, e non lo possiamo certamente immaginare. Però, da un lato stiamo cercando di capire come si va a intersecare con le opere di realizzazione della condotta fognaria che dovrà essere realizzata dal Commissario per la depurazione, ma che non potrà contenere le acque meteoriche, quindi stiamo cercando di capire se possiamo comunque cooperare insieme, quantomeno sull'asse principale, che è quello di Viale Mario Rapisardi, da cui giunge la gran massa d'acqua che poi si riversa su Via Eternea. All'Atere stiamo investendo anche su alcune iniziative di sostenibilità ambientale, che la chiamerei più genericamente, ma molto più semplicemente la realizzazione di alcune aree di impermeabilizzazione mirate per esempio a Tondo Gioeni, ma naturalmente queste non saranno da sole sufficienti. Il lavoro dovrebbe essere fatto anche a livello provinciale, a livello di area metropolitana, con gli altri comuni. Mi rendo conto che anche gli altri comuni hanno delle difficoltà come le abbiamo noi, però a fronte di questo, ciò di cui possiamo stare certi, che mi hanno detto ieri, che le caditoie non c'entrano assolutamente niente con quel che accade in Via Eternea, perché leggo ogni tanto che qualcuno si lascia andare a questo genere di analisi. Ritornano le caditoie, adesso abbiamo il suo chi va là. Allora, Sindaco, si avvicina alla commemorazione dei defunti, sono ore frenetiche naturalmente per poter accogliere i cittadini al cimitero, ma ci sono varie altre situazioni. C'era stato nei giorni scorsi. Anche se devo dire che ho visto delle foto ieri sul cimitero, mi auguro che non vi abbiano fatto vedere solo le foto belle, perché ho visto un cimitero curatissimo. Sicuramente ci saranno tante altre aree che non sono altrettanto curate, però devo dire che hanno fatto un bel lavoro quelli dei servizi cimiteriali. Noi ne prendiamo atto naturalmente e condividiamo. Adesso andiamo invece in via Calliope, se lei è d'accordo, perché c'era stata la signora con l'estintore che lei aveva detto per la situazione, diciamo, dei rifiuti attorno a... Lei dice adesso andiamo in via Calliope, io dopo la trasmissione scorsa sono andato in via Calliope, lo so, e mi stava venendo da piangere. Ah sì, È una condizione. Comunque. Beh, interessante quello che lei ha detto, importante. Sono state rimosse 4 tonnellate di rifiuti, ma ci hanno detto naturalmente che la situazione resta critica, ci vorrà ancora del tempo. Vediamo il servizio. Oltre 4 tonnellate di rifiuti rimossi ed un impegno preso direttamente dal sindaco Trantino, che in prima persona si era recato in via Calliope per constatare lo scempio. Dopo i nostri servizi denuncia, il disperato appello di una residente e il sopralluogo del primo cittadino, Gema ha effettuato una maxi operazione di bonifica per restituire decoro alla zona. Il video che vedete mostra le fasi conclusive dell'intervento, accolto con soddisfazione dai residenti che da diversi mesi chiedevano risposte al comune e ai vertici di Gema. È chiaro che a Fondo Romeo restano molte criticità, perché basta effettuare pochi metri per trovarsi di fronte ad un'autentica discarica a cielo aperto, dove elettrodomestici e mobili in disuso, pneumatici, scarti edili, serbatoi ed Eternit invadono la strada e si riversano persino nel torrente sottostante. Presenti anche centinaia di confezioni di farmaci utilizzati per gravi patologie. È amareggiato questo operatore che da anni si occupa proprio della discarica Fondo Romeo. Per noi è diventato un problema perché non ci vuole una persona, ma ci vogliono molte persone per fare una bonifica di un'area. Abbiamo verificato, c'è amianto, legno, copertoni, ma non è che amianto c'è solo questo, di sotto ce n'è altro. E queste telecamere non so se sono spente o finte. Per questo scempio, l'assessore all'ecologia Pesce e Gema hanno garantito che nelle prossime settimane verrà effettuata un'altra maxi bonifica che però richiede una programmazione ad ampio raggio. Dopo 4 tonnellate ancora c'è un gran lavoro da fare. Sì, 4 tonnellate sono probabilmente solamente l'inizio, però vedi direttore, già mi accontenterei se la parte intanto bonificata rimanesse pulita. La mia preoccupazione è che dal giorno in cui hanno operato già altri hanno riversato i rifiuti. Io l'altro giorno, perché l'ho percorsa più volte per cercare di capire se vi fossero soluzioni, e avevo immaginato anche di confrontarmi con
i pochissimi residenti, ma i tanti operatori commerciali che hanno delle aziende lì su quella strada, per capire se potessimo immaginare una chiusura della stessa. Ha avuto risposte? No, ancora non li ho convocati. Era mia intenzione convocarli, però il problema è sempre lì, direttore, non è che se chiudiamo questa strada, chi vuole buttare rifiuti là, se li porta a casa o li va a conferire in questo ennesimo centro comunale di raccolta che abbiamo aperto in via Montenero, dove è possibile conferire ingombranti, frigoriferi, tutto quel che invece vanno a buttare in modo veramente impietoso in via Calliope. Purtroppo li trasferirebbero altrove e quindi è chiaro che dobbiamo cambiare testa e non la possiamo fare, come abbiamo detto più volte, solo con le sanzioni. Noi andiamo a pulire. Altri pensano invece di violare, di offendere il nostro territorio. È una battaglia lunga, ma noi non ci arrendiamo. E danneggiano naturalmente poi chi è che è da quelle parti a Fondo Romeo. Le vogliamo fare vedere qualche immagine di Verde sui Generis, perché sopra i tetti dei bagni del Parco Gemellaro abbiamo anche ripreso piante di fichi d'India. Ci hanno segnalato diversi ascoltatori, insomma questo qua che è un parco pubblico importante che non ha vigilanza invece ed è al buio, anche per gli immancabili furti di rame pure qui che ci sono dappertutto purtroppo, ma anche qui vediamo un po'. Ma sì, la natura è più forte dell'uomo, ricordiamocelo questo. Come dare torto ad Antonio, specie dopo aver fatto una passeggiata al Parco Gemellaro, dove il verde, per lo più incolto, invade ogni cosa. E se a terra un palo dell'illuminazione ricoperto dalle erbacce passa quasi inosservato, in alto destano curiosità e ilarità alcune piante di fico d'India cresciute addirittura sul tetto di questa struttura che un tempo ospitava i servizi igienici della villa. Bagni chiusi da anni a certificare un disinteresse verso la collettività, dove è più semplice mettere un lucchetto e chiudere, piuttosto che garantire pulizia e sorveglianza. È proprio la mancanza di controlli è alla base dei sistematici furti di rame che hanno lasciato al buio il parco. Come vedete, i pali sono tutti privi dei cavi elettrici e a volte mancano persino le lampade, comunque inutilizzabili. Depredato anche l'impianto di sollevamento di un vecchio pozzo. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 e a scriverci è stato Antonio, uno dei frequentatori del Parco Gemellaro. Se Catania per quanto riguarda il verde è ultima, certamente il Parco Gemellaro è la dimostrazione, infatti è abbandonato a se stesso. Non è controllato, non è curato, si devono curare le piante, se tu ben vedi non sono potate, non sono curate, non c'è manutenzione, non c'è niente. Un minimo di manutenzione perché qui è un'area dove portiamo i cani, i bambini, è frequentato, quindi non è lasciato al suo destino. Anche Ringhio ringrazierebbe. Sì, certo. Parco Gemellaro, sindaco. Allora, cerchiamo di fare un pochettino d'ordine perché non è vero affatto, mi dispiace ogni volta certa enfasi con cui viene trattata la questione dicendo che è la dimostrazione dell'incuria che l'amministrazione intende trasmettere. Noi abbiamo sempre detto che in alcuni parchi, il Parco Gemellaro è uno di questi, ne possiamo garantire la manutenzione 2 volte l'anno, perché non abbiamo personale a sufficienza per pensare a tutto il verde. Per questo chiudete i bagni pubblici? Anche per questo, certo, sì. Anche per questo, perché poi i bagni pubblici, multiservizi non si assume gente da una vita che li dovrebbe pulire. Stiamo adesso firmando il nuovo contratto di servizio, ma non ci sono certamente belle notizie in questo contratto di servizio ancora per adesso, perché non stiamo potendo destinare risorse, ma li stiamo assumendo tanti al comune, non possiamo assumere tutti dappertutto. Intanto però vorrei che, non credo che sia stata solo la mia impressione, a me non pare che abbia dato questa immagine di incuria il parco. Assolutamente, a me era sembrato abbastanza ordinato, abbastanza curato. Anche i fichi d'India sono Ma i fichi d'India io non li rimuoverei mai. Ha ragione di quel signore a dire che la natura poi alla fine prende il sopravvento. Vorrei dire purtroppo non sempre, perché prendesse sempre il sopravvento saremmo meglio tutti quanti. Però rispetto al fatto che i fichi d'India crescono sulle tegole, è chiaro, poi si interverrà nel momento in cui dovesse esserci un problema di deflusso delle acque, ma non è questo il problema principale. La questione è che certamente ci deve essere più cura per quanto riguarda il discorso dei bagni. Il verde sarà stato probabilmente, avrà avuto una manutenzione, come stiamo vedendo da poco. Questi sono dei locali che vi fanno inorridire per lo stato in cui si trovano. L'illuminazione però è molto allora, carente. L'illuminazione è molto carente. No, non è carente, non c'è.
Non c'è, perché come avete ricordato voi, per 2 volte hanno rubato i fili di rame. Quindi adesso noi stiamo facendo un nuovo progetto e questo appartiene a quella parte di città che credo non piaccia a nessuno. Ma noi non è che siamo a volte quando si parla del comune è come se fosse una sorta di forziere inesauribile pieno di risorse economiche. Noi signori abbiamo un piccolissimo quantitativo di risorse finanziarie e le dobbiamo destinare a tutti i servizi della città. Non ce la facciamo, non possiamo contrarre mutui e mi guarderei bene dal farlo nella difficoltà poi di poterne garantire il rientro, ma a fronte di questo se siamo andati in dissesto una ragione ci sarà stata ed è stato il motivo per cui magari in passato qualcuno ha pensato di poter dare servizi in più rispetto alla nostra potenza economica. Non c'è riuscito, oggi siamo in dissesto e noi dobbiamo attenerci a questa detta di Pagrante, per cui io non è che allargo le braccia, non è che voglio dire signori tanto non faremo nulla, cerchiamo di fare tutto quello che facciamo, tutto quello che possiamo fare spingendoci sempre più oltre, però ecco non diciamo che Parco Gemellaro, così come ce l'avete fatto vedere adesso, è un parco abbandonato in cui non c'è manutenzione, perché il verde c'è, va avanti da solo, non è falciato, questo è vero, l'erba non è tosata, questo è vero. Non c'è vigilanza. Ma la vigilanza con chi la facciamo? Abbiamo detto stiamo assumendo 200 vigili urbani, chi mettiamo per la vigilanza? Non si può dire che i fili di rame l'hanno rubato perché non c'è vigilanza, che mettiamo il vigilante fisso? Un giorno sindaco riuscirò a farle dire il nome di qualcuno dei predecessori suoi a cui lei fa riferimento quando dice perché sono stati fatti cose un po', forse ci siamo allargati un po' troppo. Ma non è che l'hanno fatto per scopi personali, l'hanno fatto nella speranza di dare qualche cosa in più alla città. Va bene, adesso toccherà a voi subito dopo la pubblicità. State con noi, incontro con il sindaco di Catania Trentino. A più tardi. È il momento di dare voce a voi con le vostre domande al sindaco di Catania Trentino. Potete mandare i WhatsApp al 342 74 55 005, mi raccomando per iscritto, non i vocali, e poi oppure all'email sicilia24focus@telecolor.it. Cominciamo con i primi messaggi che già sono arrivati. Eccoci qua, vediamo. Buongiorno, volevo segnalare che in Piazza Umberto sono stati potati degli alberi lasciando più di un mese una montagna di rami ed erbaccia fino ad oggi. Chi dovrebbe toglierli? Piazza Umberto sarebbe... Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Maiorana, anche si chiama cosiddetta Piazza Maiorana. Piazza Umberto. Chi dovrebbe toglierli? Noi. Ed è grave che non l'abbiano fatto. Quindi lo se lo segna, vedete? Il sindaco se lo sta segnando. Allora, vediamo il prossimo messaggio. Siamo pronti, intanto il sindaco sta scrivendo. Salve sindaco, sono trascorsi oltre 15 giorni dalla data in cui dovevano essere attivati i varchi pedonali in piazza Sciuti, ma c'è ancora il Far West, dice questo. La prego sentitamente di provvedere in modo tale da aiutarci a risolvere questo problema e quelli adesso connessi. Grazie. Allora, questo è dipeso da un mio errore e chiedo scusa perché ero convinto che la delibera con cui disponevamo l'attivazione dei varchi comportasse l'automatica attivazione dei varchi, visto che finalmente avevamo risolto i problemi di connessione. Invece non è così. No, perché ho saputo che la segnaletica verticale può essere acquistata, siccome non è standard ma deve riportare il nome della zona di pedonalizzazione, può essere acquistata solo dopo la delibera. Quindi il giorno dopo la delibera l'hanno ordinata, ci voleva una decina di giorni, ma si tratta veramente a questo punto di qualche giorno per poterli mettere in pre-esercizio. Ricordo, per un mese sono in pre-esercizio, per cui non possono rilevare infrazioni da contravvenzionare. Questo non significa che si può entrare liberamente, perché se c'è una pattuglia di vigili urbani può contravvenzionare colui il quale entra in un'area pedonale. Quindi quello che dice il teleascoltatore è frutto di una mia errata informazione e chiedo scusa per questo, ma ancora non tutti i sistemi sono pienamente conosciuti. No, le diamo atto del riconoscimento, insomma, come ammette questa sua piccola mancanza. Ma vediamo ancora altri messaggi. Buongiorno signor Sindaco, ciò nonostante gli sforzi fatti io mi muovo perché ho il riflesso della luce, scusate, gli sforzi fatti in piazza San Placido
presidiata da parcheggiatori abusivi, talvolta pure insistenti con quei poveri turisti. Questo a Piazza San Placido. Allora, questo dei parcheggiatori abusivi è un virus difficile da debellare, perché noi leggiamo ogni giorno sul giornale locale di interventi proficui delle nostre forze dell'ordine che denunciano questi parcheggiatori abusivi. Il problema è che comunque non è che possiamo fare altro, viene denunciato, lì si eleva una contravvenzione che chiaramente quello lì non pagherà mai visto che risulta nulla tenente, ma a seguito di questo non si può andare. Si può arrivare, ma da parte del questore al DASPO, che impedirebbe a quel parcheggiatore di frequentare una dataria, e lo stanno facendo sempre più spesso, infatti. Ora, nel caso di Piazza San Placido, finalmente pare che c'è stato un architetto, un amico, un importante architetto catanese, che si era messo a disposizione per la redazione di un progetto di riqualificazione. Mi dicono che sia terminato, devo andarlo a vedere, devo capire se poi troviamo le risorse, perché effettivamente Piazza San Placido merita un restyling, eliminando all'origine la possibilità che qualcuno parcheggi e quindi poi sia vittima dei parcheggiatori abusivi. Buone nuove per Piazza San Placido, si può dire? Allora, non diciamo buone nuove perché non mi piace passare per quello degli annunci, poi quando sarà operativo e concreto ne parleremo. Ma il nome dell'architetto si può fare? Beh, l'ho visto, io lo posso fare, però fino a quando non mi fa vedere il progetto sarebbe una pubblicità gratuita. Quando allora, mi farà vedere il progetto, a quel punto ne parleremo, perché lo dovrò ringraziare pubblicamente. Va bene a dire qua, va bene, allora restiamo d'accordo così. Buongiorno Sindaco, è possibile mai che nessuno vede l'asse dei servizi da Librino al Faro Biscari totalmente al buio? Altro che sicurezza, si firma Francesco. Quindi al buio da Librino al Faro Biscari. Allora, questo qua dell'asse dei servizi, nonché le torri faro che ci sono proprio al Faro Biscari, alla zona dell'aeroporto, è una questione su cui sto prestando tanto il Comune quanto la città metropolitana, per cui alla fine io chiedo scusa, rischierei di dare delle informazioni inesatte, perché con questa commistione di competenze ogni volta dimentico chi fa uno e chi fa l'altro, però credo che abbiano avviato le gare per risolvere il problema delle torri faro e quello anche dell'illuminazione, perché io sono d'accordo con il telespettatore Francesco che ce l'ha segnalato, perché obiettivamente diventa un problema di sicurezza. Bene, allora andiamo avanti. Salve Sindaco, simpatico. Vorrei segnalare lo stato pietoso del viale Kennedy, dell'incompiuta pista ciclabile e la spazzatura su tutte le zone limitrofe all'aeroporto, l'asse dei servizi al buio, la zona faro da quarto mondo, con seguono faccine varie, eccetera. Allora, l'asse dei servizi l'abbiamo appena detto. Per quanto riguarda la condizione del viale Kennedy, anche lì c'è un problema. Stiamo aspettando che la città metropolitana ceda al comune di Catania tutte quante le aree e poi ce ne prenderemo carico, che poi anche dire ce ne prenderemo carico diventa quasi balordo, visto che io già me ne prendo carico come città metropolitana, quindi io mi devo mettere d'accordo con me stesso, ma riuscirò a trovare un'intesa. Ma la farete quindi? Diciamo, sì, stiamo cercando di definire questa cosa, sembrano cose da nulla, ma ci sono dietro tutta una serie di aspetti burocratici di non immediata soluzione che implicano alcune difficoltà. Questo non significa che appena passa il comune sarà finalmente bello, lindo e specchiato, perché avremo i problemi che ci sono prima. Poi ci sono la strada provinciale 53 e 55 che, come accaduto per via Calliope, bonifichiamo, ma continuamente viene di nuovo sporcata da coloro i quali non li voglio definire più. Quindi, però ribadisco sempre lo stesso concetto sul tema delle discariche, sul tema di questo degrado. È un percorso molto molto lungo, perché se non li convinciamo con le buone sarà difficile convincerli con le cattive. Certo. Importante anche questo, grazie Sindaco. Buongiorno. Una sola cosa sul faro che non ho detto. Obiettivamente la condizione del faro è una condizione infame, soprattutto per il flusso veicolare, che viene ulteriormente rallentato da quegli esercizi di ristorazione dei bar che ci sono lì. Io ogni giorno chiedo ai vigili di intervenire, purtroppo solo raramente riescono a effettuare l'intervento, perché con le poche pattuglie molto spesso sono altrove. Con le nuove pattuglie forse sì? Ah sì, certo. Oh, bene. Allora, dicevamo poco fa, buongiorno, vorrei fare i complimenti all'amministrazione Trantino, in particolare l'ottimo lavoro
lavoro svolto dall'assessore Petralia all'interno del cimitero, esattamente quanto diceva prima, by Paolo Famoso. Beh, questo è importante, è un riconoscimento importante. Io lo ringrazio, ma devo dire che il merito è dell'assessore Petralia. D'accordo, andiamo avanti, vediamo ancora un altro messaggio se c'è, per il sindaco trentino in diretta all'appuntamento con il sindaco su Telecolor. Ci sono altri messaggi? Mi date segnale o li abbiamo esauriti? Nessuno più vuole chiedermi nulla, forse l'orario... È l'orario di chiusura? Forse sì. Aspetta, c'è un messaggio, sì. Facciamo quest'ultimo semmai, se è d'accordo sindaco. Sì, certo. Ok. Vorrei capire come mai non si riesce a individuare. Io scusate, mi sposto per la luce, non è che. Chi non paga i rifiuti mi sembra strano. Perché chi non paga i rifiuti mi sembra strano. Perché questo è un problema di. Noi abbiamo affidato il servizio di riscossione a Municipia, che sta individuando quali strategie adottare per individuare. Sembrerebbe un discorso facile, però siccome moltissime utenze non sono censite per una serie di problemi atavici che risalgono a mancati allineamenti delle piattaforme, significa che l'anagrafe non parla col patrimonio, il patrimonio non parla col bilancio. Stiamo adesso cercando di mettere in connessione tutti questi sistemi. A quel punto avremo una banca dati finalmente affidabile, perché adesso ci risultano in vita persone che invece sono morte perché chi dovrebbe comunicarlo non lo comunica. Tutto questo comporta si utilizza tanti termini mismatch, cioè a dire una mancata sincronizzazione dei dati, e ci sono tantissime attività che non pagano. Ora per esempio un tema su cui noi stiamo spingendo è quello degli studi professionali, perché siccome molti studi professionali sono intestati a società e non a singoli soggetti, magari sfuggono al nostro controllo, adesso stiamo provando a mirare verso quella direzione, considerando che quelli sono sicuri pagatori. Beh, questo è importante quello che ci sta dicendo. Adesso vediamo ancora un messaggio. Aiuto, il quartiere Cibali è invivibile, dice, è impraticabile per i residenti durante le partite del Catania. Questo ne abbiamo parlato più volte. Sebastiano ha ragione, ma cosa posso... Obiettivamente, io mi rendo conto, però credo che sia un sacrificio che noi dobbiamo tollerare quelle 2 o 3 ore alla settimana in cui c'è la partita, quindi l'ora e mezzo della partita più tutto il tempo che ci vuole per andare. Più, che si può fare? Ma stiamo parlando di persone che devono arrivare col mezzo proprio, già con la metropolitana non la stiamo spingendo oltre gli orari di esercizio per agevolare il trasporto pubblico locale, ma questa è una condizione di tutte le città, non d'Italia, del mondo. Laddove c'è uno stadio, le condizioni attorno allo stadio sono di impraticabilità nei giorni di partita. Quindi io posso solo scusarmi. Ma ci dobbiamo rassegnare? Ci dobbiamo rassegnare nella misura in cui non ci possono essere degli strumenti diversi, perché dovremmo eventualmente estendere la cerchia dell'area vietata alla circolazione. Sarebbe ancora peggio. Forse. Porteremo più macchine subito a ridosso dell'area, quindi non è che soluzioni perfette non ce ne sono. Regia, vado avanti o chiudo? Ditemi, vado avanti. Egregio signor Sindaco, le vie Carmelitani e via Giordano Bruno sono 2 strade sporche. Il parcheggio di sosta vietata mai sanzionato, non permette lo spazzamento meccanizzato. Ma gli spazzini dove sono? Grazie sempre in anticipo per la sua cortese risposta. Allora, noi purtroppo non abbiamo un servizio di spazzamento per tutte le strade quotidiano. Non so in via Carmelitani che cosa prevede e in via Giordano Bruno che cosa preveda il nostro contratto d'appalto. Riguarda le macchine parcheggiate che impediscono lo spazzamento, questa è una cosa che da 3 mesi sto aspettando venga risolta, perché ho chiesto che tutte le strade del centro storico contemplino una delle 2 corsie di sosta impedita al parcheggio per una notte ogni settimana, ogni 15 giorni, per consentire lo spazzamento meccanico. Questo telespettatore mi ha ricordato che la prima telefonata che farò è per sapere che fine ha fatto questa mia disposizione. Il progetto c'è, ma ancora non si è realizzato. Vediamo. Buongiorno signor Sindaco, per cortesia può venire in via Barcellona, il sindaco si muove, no? In via Barcellona oramai è diventata discarica a cielo aperto, grazie. Io in via Barcellona sono andato, non solo, abbiamo anche individuato quell'area che non so se si chiami tecnicamente piazza Barcellona o comunque sulla via Barcellona, che sarà presso oggetto di un lavoro di riqualificazione concordato con i residenti, ai quali ho chiesto in cambio, noi vi facciamo il campo, vi facciamo l'area giochi, diamo la possibilità ai vostri figli di crescere in modo sano, ma voi ci dovete aiutare
affrontare sul tema delle discariche e dei rifiuti. Si sono impegnati, appena sarà realizzata l'opera, non è una questione di giorni, appena sarà realizzata l'opera, io mi auguro, spererei entro un anno, a quel punto metterò alla prova i residenti che si sono questo prestati. però è un bel meccanismo. Ma è naturale, dobbiamo noi trovare questo accordo, questo modo di fare patti con la città, altrimenti davvero. da soli non andiamo da Patti nessuna parte. cittadini e amministrazione, direi che è una strada Partecipazione attiva. molto bella. Forse siamo all'ultimo? L'ultimissimo. Volevo ringraziare il sindaco trentino e il giornalista De Mana, autore dei famosi servizi che piacciono tanto al sindaco. Dopo il vostro interessamento è stata finalmente ripulita la strada di via Calliope, ne parlavamo all'inizio di trasmissione. Sono felice, la speranza è che adesso rimanga pulita. Ecco, un'idea potrebbe essere quella di affittare un camper a spese dell'amministrazione e mettere Tonino De Mana lì a vigilare con la telecamera, così nessuno sporca. Signora, lo spero anche io, vivamente. Vabbè, il sindaco si impegna, diciamo che si sta impegnando. Grazie per essere stato con noi. Grazie Mercoledì ci vediamo ancora? Mercoledì non so ancora se sarò a Catania, dipenderà da alcuni sviluppi dei prossimi giorni. D'accordo, ci farà Va sapere. bene. E grazie a voi per essere stati con noi, la programmazione prosegue e adesso buon pomeriggio. Buon pomeriggio.